Vertice in prefettura, approntato il piano straordinario di controllo del territorio per la stagione estiva. Obiettivo, un'estate sicura su più fronti, per questo sono state definite misure e azioni per la vigilanza e il controllo del territorio al fine di garantire la sicurezza di turisti e cittadini a Venezia e nelle località balneari del litorale veneziano. Azioni mirate sono state predisposte contro i fenomeni di criminalità diffusa di tipo predatorio, a cui generalmente si associano situazioni di degrado urbano e ambientale. Al via una nuova campagna contro la contraffazione e il commercio abusivo voluto dalla Regione Veneto in collaborazione con l'Università Ca' Foscari, Comuni balneari e Comune di Venezia. Un prodotto falso è un reato vero, è lo slogan della campagna che mira a sensibilizzare i potenziali acquirenti. Dietro un gesto che in realtà sembra innocuo si nasconde un danno alle nostre aziende, un danno alla salute, evasione fiscale e criminalità organizzata. Non comprate prodotti falsi, comprate prodotti veneti. Oltre a rischiare la salute si incorre una sanzione amministrativa salata da 100 a 7.000 euro. Dopo i fatti di cronaca che hanno visto vittime giovani fuori dai locali, una particolare attenzione è stata posta a discoteche, pub e locali di pubblico spettacolo. Firmato un patto in 6 punti con i gestori per promuovere la legalità tra i giovani, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di violenza all'interno e in prossimità dei locali. I gestori si impegnano a segnalare alle forze dell'ordine le situazioni di pericolo e di illegalità. Tra i punti sottoscritti la regolamentazione dell'accesso e permanenza all'interno dei locali, precludendone l'accesso a quelle persone ritenute pericolose per l'ordine pubblico, con tanto di avvisi alla clientela fissi all'ingresso. Dovranno valutare l'installazione di eventuali telecamere di videosorveglianza, l'affidamento dei controlli dovrà essere data a personale specializzato. Dalle spiagge alle città d'arte, intensificata la vigilanza non solo a Pasqua ma anche il 25 aprile e il 1 maggio dei siti ritenuti a rischio alla luce degli ultimi drammatici attentati terroristici di progettualità eversiva. Sorvegliati speciali, luoghi affollati, gli itinerari turistici e luoghi di culto dove ladri e borseggiatori si mimetizzano tra la folla. Previsto ancora un potenziamento dei controlli con la polizia locale per prevenire atti di vandalismo nei confronti di monumenti e beni culturali di pregio architettonico, in particolare nel centro storico di Venezia.